Aleluia. Eu vou cantar um pedacinho de um hino. Io canterò un pezzettino di una lode. E os irmãos que em italiano não vão talvez entender a letra. I fratelli che sono italiani che non capiranno il testo, Mas os brasileiros, os que falam português, vão entender. ma i brasiliani capiranno. É o que eu sinto aqui. È quello che sto sentendo adesso. Que delícia, meu Deus. Que delícia, Senhor. É sentir tua paz. É sentir teu amor. Maravilha, Jesus. Que delícia sem fim. É a paz que tu tens dado a mim. Aleluia. Aleluia. Alleluia. Então aqui estamos. Quindi siamo qui. É uma escola bíblica internacional. È una scuola biblica internazionale. Temos aqui a apresentação de obreiros de Itália e de Alemanha. Abbiamo la presentazione di operai d'Italia e della Germania. Assim teremos um evangelista, Quindi avremo un evangelista, 2 presbíteros 2 presbiteri, e dois diáconos e um presbítero. no, il tedesco è anche presbitero. 2 São dois, presbiteri e 2 é um diaconi. evangelista, 2 presbíteros e 2 diáconos. Sì. Não é isso? Sì, un Molto evangelista, 2 presbiteri e 2 diaconi. Muito bem. Então, vamos à palavra, não é? Quindi Pode ficar assim mesmo. stiamo così. Eu quero dizer algumas coisas para vocês. Io vorrei dirvi qualcosa. Não sei se ao final vocês ainda vão querer esse negócio Io para a non vida so de dopo che vocês. dirò qui se volete ancora, Porque assusta um pouco. perché spaventa un po'. Primeiro para os diáconos, Prima per i diaconi, que serve também para os demais. che servirà anche per gli altri, Porque as qualificações e competências são basicamente as mesmas, perché le qualifiche e le competenze sono praticamente gli stessi, com poucas diferenças entre uns e outros. con poche differenze fra uno e l'altro. Mas a palavra de Deus nos diz, Ma la parola di Dio ci dice, no livro de Atos, nel libro di Atti, capítulo 6, capitolo 6, versículo 3. versetto 3. Leia, por favor. Perciò, fratelli, cercate fra voi 7 uomini, di cui si abbia buona testimonianza, ripieni di Spirito Santo e di sapienza, a cui noi affideremo questo compito. Aqui está, Ecco qua, homem de boa reputação. uomini di buone testimonianze. Interessante é que quando nós vamos para as cartas de Paulo, Interessante che quando leggiamo le lettere di Paolo, essa palavra reputação, ela toma um sentido mais profundo. questa parola testimonianza ha un senso più profondo, Porque enquanto em Atos diz boa reputação, perché mentre in Atti dice una buona reputazione, nas cartas de Paulo nelle lettere di Paolo fala sobre caráter. parla di carattere. Reputação é o que alguém pensa da gente, Reputazione è ciò che qualcuno pensa di noi, ou o que a gente faz os outros pensarem da gente. o ciò che facciamo gli altri pensare di noi. Mas caráter Però carattere é algo que nasce dentro da gente ou que está dentro de nós. è qualcosa che nacque dentro di noi. Pode ter alguém que não tenha caráter e tenha reputação. Può darsi che ci sia qualcuno che non abbia carattere ma ha una buona reputazione. Então ele não tem caráter, mas tem boa reputação. Quindi non ha carattere ma ha una buona reputazione, Porque ele coloca uma máscara. perché si indossa una maschera. Nós encontramos também
que, principalmente aqueles que eram perseguidos na igreja primitiva, Troviamo anche, principalmente quelli che erano della Chiesa primitiva, eram homens de caráter, che erano uomini di carattere, mas muitas vezes manchavam a reputação deles, ma per volta avevano la loro reputazione macchiata, a ponto de eles serem apedrejados e mortos. appunto che loro erano morti, lapidati. Então, a nossa preocupação Quindi la nostra preoccupazione é com o nosso caráter, è con il nostro carattere, porque o nosso caráter vai ser visto por Deus. perché il nostro carattere sarà visto da Dio. Se alguém manchar a nossa história ou a nossa reputação, Se qualcuno macchiare la nostra storia, la nostra reputazione, lá em Romanos diz assim: in Romani vediamo così. quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Chi proverà tentazione contro i scelti da Dio? É Deus quem justifica. È Dio che li giustifica. É como se dissesse assim: È come se dicesse così. não se preocupe com a sua reputação, Non si preoccupi con la sua reputazione. se preocupe com o seu caráter, Si preoccupi con il suo carattere. porque o que vão pensar de você não interessa. Perché ciò che pensano di te non Se interessa. preocupe do que eu penso de você. Si preoccupi con ciò che penso io di te. Se alguém quiser acusar de alguma coisa, Se qualcuno vuole accusarti di qualcosa, mas não vai me afastar do Senhor, non ti allontanerà dal Signore. nem a morte, Né la morte, nem a vida, né la vita, nem anjo, né angeli, nem potestade, né potestà, nem presente, né presente, nem porvir, né nem il futuro, fome. né la fame, nada, niente, nada nos separará do amor de nulla Deus que ci está em Cristo allontanerà dell'amore Jesus. di Dio che è in Cristo Gesù. Então, precisamos nos preocupar com o nosso caráter diante de Deus. Quindi dobbiamo preoccuparci col carattere E davanti a Deus Dio. vai agir na nossa vida. E Dio agirà nella nostra vita. Embora a gente sempre vai procurar ter um bom testemunho Però dobbiamo cercare di avere sempre una buona testimonianza e manter uma boa reputação. e mantenere una buona Mesmo reputazione. que alguém fale o contrário, Anche se qualcuno parli il contrario, não importa. non importa. Então aqui está a questão do obreiro, Qui c'è la questione dell'operaio, que precisa ser um homem sério, che ha bisogno di essere un uomo serio, um homem honrado, un uomo onorato, um homem digno. un uomo degno. Agora, indo para o diácono. Però il diacono, O que é um diácono? cos'è un diacono? Um diácono é um homem que está entre o ministério e a igreja. È l'uomo che è fra il ministero e la chiesa, É aquele que está cuidando É da aquele que- congregação. cura la congregazione. É aquele que, às vezes, e seria bom e necessário que fosse o primeiro a chegar Doveva essere il primo ad arrivare, e o último a sair. l'ultimo a uscire E ver o que é que está precisando fazer. e vedere ciò che è necessario fare, Cuidar das coisas. avere cura delle cose, Procurar fazer com que os irmãos estejam bem acomodados. cercare di accomodare tutti i fratelli. É o que nós temos em nossos dias como uma atividade de cuidar da congregação. È quello che abbiamo nei giorni di oggi, di cura sulla congregazione. E em nossos dias, E i nostri giorni é alguém que também está nos ajudando na visita, na evangelização. è qualcuno che ci aiuta nelle visite, nell'evangelizzazione. Lá em Abreu e Lima eu digo assim: In Abreu e Lima io dico così: o diácono é um servo do Senhor, il diacono è un servo del Signore a serviço da igreja. a servizio della Chiesa. Alguém, eu digo lá em Abreu e Lima assim: Io dico così in Abreu e Lima: vai ter uma festa na igreja. ci sarà una festa in chiesa. E lá em Abreu e Lima é muito grande as igrejas, tem muitas igrejas. E là in Abreu e Lima ci sono tante chiese, sono grandi, São mais de 700 sono congregações. più di 700 congregazioni Então temos muitos diáconos. e abbiamo tantissimi diaconi. Agora, vai ter uma festa de aniversário de 15 anos de uma menina. Ci sarà un compleanno di 15 anni di una bambina, di una ragazza, E vai ter um culto na igreja. e ci sarà un culto in chiesa. Aí o diácono diz assim: não me convidaram, Il diacono dice: non mi hanno invitato, então eu não vou para o culto. quindi non andrò al culto. Mas você não é diácono
do aniversário. Ma tu non sei diacono del compleanno, Você é diácono da igreja. tu sei il diacono della chiesa. E você é responsável por tudo que acontece na E tu igreja. sei responsabile per tutto ciò che succede Então, nella você chiesa. precisa ir para o Tu culto, hai bisogno di andare al culto, da assistência no trabalho. assistere l'opera. Agora, se você não foi convidado, Però se tu non sei stato invitato, você não vai se preocupar com isso. non ti preoccuperai con questo. Terminou o culto, È finito il culto, todo mundo vai para a festa, tutti andranno alla festa, você deixa tudo organizado na igreja tu sistemi tutto in chiesa e vai para casa. e torna a casa. Porque o seu trabalho, Perché la sua opera, como diácono, come é diacono, ajudar na congregação. è aiutare nella congregazione. Assim é. Così è. Aí os irmãos ficam olhando assim para mim. E i fratelli rimangono così a guardarmi, Mas é assim? però è così. O diácono é diácono do casamento, Il diacono è il diacono nel matrimonio, da festa de aniversário nella festa di compleanno ou de qualquer outra coisa. o di qualsiasi cosa. Ele é diácono da igreja. Lui è diacono della chiesa. Qualquer atividade na igreja, Qualsiasi attività in chiesa, aí está o diácono para ajudar. ecco il diacono per aiutare. Tem as outras qualificações, mas eu quero resumir. Ci sono altre qualificazioni, ma voglio fare un riassunto. A palavra de Deus nos diz ainda La parola di Dio ci dice ancora que o presbítero che il presbitero, e o ministro il ministro, é homem da palavra. è l'uomo della parola. Todo crente deve ir para a igreja aguardando uma oportunidade. Tutti i credenti devono andare in chiesa aspettando una opportunità, Porque todos nós podemos ser chamados a qualquer momento. perché tutti noi possiamo essere chiamati qualsiasi momento, Especialmente specialmente aqueles que são chamados para o ministério. specialmente quelli che sono chiamati al ministero. O presbítero, o ministro, Il presbitero, il é o ministro, homem da palavra. è l'uomo della parola. Veja que lá em Atos, Vedete che in Atti os apóstolos disseram assim: gli apostoli hanno detto così: vamos escolher os diáconos para assim, assim, assim fazer. scegliamo i diaconi per fare i servizi, Mas nós ma noi perseveraremos na oração persevereremo in preghiera e no ministério da e palavra. nel ministero della parola. Então, aquele que é chamado como presbítero, como ministro, Quindi quelli che sono chiamati a essere presbitero o ministro é alguém que tem a responsabilidade da palavra. è qualcuno che ha la responsabilità della parola. Às vezes tem alguém que fica se comparando às outras pessoas. Ci sono persone che a volte si paragona con altre persone. Ah, o pastor Renato pregou. Meu Deus, eu não prego daquele jeito. Dice, il pastore Renato ha predicato e dice, ma io non predico così. Eu também não prego. Neanch'io. Eu prego do meu jeito. Io predico nel modo mio. E Deus me abençoa do jeito que eu sou. E lui mi benedice nel modo che sono. Porque não tem ninguém igual. Perché non ci sono assim nessuno ou não? uguali. È così o no? Deus vai usar você como você é. Dio ti userà come tu sei. O instrumento, cada um é usado por Deus. Lo strumento, ognuno è usato da Dio. E eu não posso ficar com inveja dele. Io non posso avere invidia di lui. Eu não posso ficar com inveja dele. Io non posso avere invidia di lui. Inveja dele. Invidia di lui. Não pode ser assim. Non si può essere così. Cada de nós fomos chamados dentro da nossa chamada de Deus. Ognuno di noi è stato chiamato ad essere nella nostra chiamata. Deus, quando chamou você, Dio quando ti ha chiamato, conhecia você. ti conosceva. Ele sabe quem é você. Lui sa chi sei E está chamando e você ti sta chiamando para fazer uma obra para ele. per fare un'opera per lui. Então não fique se comparando. Quindi non si paragoni. Faça o trabalho que Deus entregou para você Faccia l'opera fazer. che Dio ha consegnato a te da fare. Não fique preocupado. Non si preoccupi. Porque se eu fosse assim. Não, Deus quando chamou Perché sabia que se você io era fossi assim. così, ma lui sapeva che tu eri così. Então se alegre no Senhor por ser quem você é. Rallegrati nel Signore per sapere chi E sei. como você é, E come tu sei, Deus vai fazer prosperar o trabalho na Dio sua farà mão. prosperare il lavoro nella tua mano. Se você buscar, Se tu cercari, a Bíblia diz, perseveraremos persevereremo na oração e no ministério da palavra. nella preghiera e nel ministero della Então, parola, dice la Bibbia. Ao invés de eu me preocupar com tanta coisa, Quindi,
invece di preoccuparmi con tante cose, eu vou me preocupar com oração e com palavra. io sarò preoccupato in pregare e con la parola. Então essa é a nossa necessidade. Quindi è questa la nostra necessità. Mas há algumas qualidades aqui. Dice alcune qualifiche qua. Alguém que seja fiel, irrepreensível, Qualcuno che sia fedele, que irreprensibile, não seja desobediente, che non sia disobbediente. alguém que seja fiel como despenseiro de Deus. Qualcuno che sia fedele come dispensiero di Dio. Eu não sei aqui a cultura da Itália como é, mas no Brasil geralmente as casas têm uma despensa. Io non so com'è qui la cultura italiana, ma in Brasile a volte la casa ha un magazzino, una dispensa, Onde as pessoas guardam ali os alimentos e as coisas necessárias para a família. dove le persone mettono gli alimenti per la famiglia. Então, diariamente vai ali pegar o necessário e vai preparar para alimentar. Quotidianamente va lì e prendi ciò che è necessario per cucinare. O obreiro, ele vai sempre na despensa de Deus. L'operaio va sempre alla dispensa di Dio. É alguém que olha assim ele vê a necessidade da igreja È qualcuno che guarda così, vede la necessità della Chiesa e vai na despensa de Deus. Deus, e va nella dispensa di Dio e dice: Dio, qual é a dieta de hoje, o qual è alimento de hoje? la dieta di oggi, il menù di oggi, Me dê, l'alimento? me dê. Dammelo E eu vou e entrego à e igreja. io consegnerò alla Chiesa. É o despenseiro de Deus. È quello che distribuisce, E quando ele faz isso, e quando fa questo ele cumpre a sua obra. lui compie le sue opere. Mas para o evangelista, Ma per l'evangelista é uma palavra mais forte ainda. è ancora più forte la parola, Porque a Bíblia diz em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 5. perché dice la parola in 2 Timoteo capitolo 4 versetto 5: ma tu sii vigilante in ogni cosa, sopporta afflizioni, fa l'opera di evangelista e adempi interamente il tuo ministero. Paulo, quando escreveu isso aqui para Timóteo, Paolo, quando ha scritto questo a Timoteo, ele diz assim: tu, porém, sê sóbrio em tudo. lui ha detto: tu però sia sobrio in tutto. Tu és um moço ainda, Timóteo, Tu sei un ragazzo ancora, Timoteo, mas você precisa ter muito equilíbrio, ma ha bisogno avere molto equilibrio, muita responsabilidade, molta responsabilità, ter sobriedade avere la sobrietà em tudo. in ogni cosa. Mas diz algo que é mais forte ainda: Ma dice qualcosa che è ancora più forte: sofre as aflições. soffri le afflizioni, Porque a impressão que a gente tem perché l'impressione che abbiamo é que está havendo uma promoção. è che ora c'è una promozione. Era sargento, vai ser coronel. Prima era il sargento, i sargenti, adesso sarà il coronel. Vai ter fita, Ci sarà le strisce, vai ter voz de comando. avrà la voce di comando. Mas o que acontece aqui Ma ciò che succede qui é que está sendo colocado um peso. è che sta essendo messo un peso, Porque diz assim: perché dice così: tu sei sóbrio, tu sii vigilante, não fique vaidoso, non devi avere vanità, não fique soberbo, non diventare soperbio, não pense que é alguma coisa, não. non pensare che sei qualcosa. Você é apenas um evangelista Tu sei soltanto un evangelista e vai sofrer por isso. e soffrirai per questo, Porque a Bíblia diz: perché la Bibbia dice: sofre
as aflições. soffre le afflizioni. Vai custar algo para ti. Ti costerà qualcosa. Faz a obra de um evangelista. Fa l'opera di un evangelista. Todos nós fomos chamados para evangelizar, Tutti noi siamo stati invitati ad evangelizzare, mas a você está sendo entregue um ministério ma a te si consegna un ministero de evangelista. di evangelista. É diferente È diverso da responsabilidade da igreja de evangelizar. della responsabilità della Chiesa di evangelizzare. E diz mais, E dice ancora, não faça de qualquer jeito não. non fare di qualche modo. Cumpra bem o seu ministério. Devi fare per bene il tuo ministero. Então que vocês possam servir a Deus com alegria. Quindi che potete servire a Dio con gioia. Como diácono, como Come presbítero, diacono, come evangelista. presbitero, come evangelista. Fiéis. Fedeli. Homem de família. Uomini di famiglia. Fiel à sua esposa Fedeli e à alla sua sua família. moglie e alla sua famiglia. Fiel a Deus. Fedeli a Dio. Fiel ao ministério. Fedeli al Fiel ministero. ao pastor. Fedeli al pastore. Fiel à igreja do Senhor. Fedeli alla Chiesa del Signore. Todos nós que somos obreiros, Tutti noi che siamo operai passamos pelas mãos de alguém. abbiamo passato per le mani di Pastor qualcuno. Isaac colocou a mão na minha cabeça. Pastor Isacco ha messo le mani sul mio capo. Durante esses anos eu tenho colocado a mão na cabeça de muitos irmãos. Durante questi anni ho messo le mani sul capo di tante persone. E hoje vou colocar a mão na cabeça de vocês. E oggi metterò le mie mani sul vostro capo. E que vocês possam honrar isso. E che potete onorare questo. E o nome de Jesus será E il glorificado. nome di Gesù sarà glorificato. Que Deus abençoe. Che Dio vi benedica. Então vamos orar. Amen. Vamos Preghiamo. ficar de pé. Mettiamoci in piedi. Venham aqui e dobre os joelhos. Venite qua e Eu peço que inginocchiatevi. os per irmãos favore. para diácono fiquem aqui. I fratelli che saranno presentati a diacono. Presbítero. Inginocchiatevi. Bota os dois joelhos na terra, irmão. Vai ser Ele está com curado agora. problema no joelho. Segura aí. Se ela faz? Glória a Deus. E eu peço aos pastores que estão aqui, Io chiedo agli pastori che sono qui, que impõem as mãos sobre os meus irmãos. che impongono le mani sui E vamos nostri consagrar os fratelli nossos irmãos. e consacriamo i nostri fratelli. Glória a Jesus. Senhor Jesus, Signore Gesù, aqui estamos diante de Ti. ecco qui davanti a te. E em nome de Jesus, E in nome di Gesù, eu consagro este homem io consacro questo para uomo o ministério de evangelista. per il ministero di evangelista. Usa este homem neste país. Usa quest'uomo in questo paese. Que este homem ganhe muitos Che italianos quest'uomo para Jesus. guadagni molti italiani per la gloria di E Dio. que a tua igreja E prospere. che la tua chiesa E prosperi. que ele seja fiel. E che lui sia fedele. Para a glória do teu nome. Per la gloria del tuo Em nome. nome de Jesus. Nel nome di Gesù. Senhor Jesus, Signore Gesù, aqui estamos diante de Ti. eccoci qua, Signore. E consagramos estes E homens consacriamo questi ao uomini ministério da al palavra ministero della parola, como presbíteros da igreja. come presbiteri della Que a Chiesa. tua mão de Deus Che le tue mani di seja Dio sobre eles. siano sopra di lui. di Abençoando e loro. ajudando os meus irmãos. Continua a benedire Para a loro glória do teu nome. per la gloria del tuo nome. Que sejam cheios do teu Che siano Espírito pieni di Spirito Santo. Santo. Que sejam cheios do teu Che siano Espírito pieni di Santo. Spirito Santo. Nós consagramos Noi consacriamo estes homens questi uomini ao diaconato da igreja. al diaconato della Que Chiesa. sejam cheios do teu Che Espírito siano Santo. pieni di Spirito Santo. E que a tua glória seja sobre eles. E che la tua gloria sia su di Para a loro. glória do teu nome. Per la gloria del tuo Para a nome. glória do teu Per la nome. gloria del tuo Para a nome. glória do teu Per la nome. gloria del tuo nome. Usa estes homens, Usali, Jesus. Signore, questi E faz uomini. uma coisa grande E neste fa una país. cosa grande in questo E ali paese. na Alemanha também. E anche in Germania, Para a Signore. glória do teu nome. Per la gloria del tuo Em nome. nome de Jesus. Nel nome di Em Gesù. nome de Jesus. Nel nome di Gesù. Amém, Jesus. Amen. Amém. Amen. Pode ficar em pé. Que Deus te abençoe. Deus te abençoe. Glória a Jesus.
Eu peço que a irmã venha abraçar o seu esposo, sim. Vem abraçar também aqui. Le sorelle vengono Deus a... abençoe. Le mogli, venite A a esposa salutare i vem vostri abraçar o seu mariti. marido, irmã. Venha. Deus te abençoe. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Que delícia, meu Deus. Que delícia, Senhor. É gozar tua paz, é sentir teu amor. Maravilha, Jesus, que delícia sem fim é a paz que tu tens dado a mim. Que maravilha! Que maravilha! Que maravilha! Que Glória, meraviglia! glória, glória ao nome de Jesus! Alleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Agora vamos concluir. Se eu deixar eu... Fratelli, gli orari avanzano. Ci sono tante persone, tanti fratelli che nel percorso di questi 10 anni Dio ci ha dato veramente amici, famiglia. Io vivo il Salmo 84, che anche le rondini hanno trovato casa e io ho trovato casa. Quando siamo arrivati non vi so dire il sentimento che avevo all'inizio. Era tutto strano per me, ma ho trovato le mani, cuori, abbraccio, sostegno. Ho trovato anche difficoltà, ma oggi vorrei chiudere col versetto che Paolo ha detto, che tutte le cose cooperano al bene. È valsa la pena. Vorrei dire il nome di ognuno, ma sbaglierò. Ma sapete l'affetto che ho per ciascuno di voi, la considerazione che ho per ogni famiglia, per ogni amico, persone che ci hanno aiutato di modo e ci aiutano ancora, di modo che non so dire, mi mancano le parole. Io vi ringrazio perché mi avete accolto con la mia famiglia e io non ho mai lasciato di dire: io sono qui per la volontà di Dio e per la volontà del mio pastore. Le mie valigie sono sempre pronte. Vi amo, ma io sono cresciuto sulla strada dell'obbedienza. Dio non ha bisogno di parlare niente a me, se parla a Lui è sufficiente, perché è mio pastore. Io ho insegnato a questa chiesa che è molto buono avere un pastore. Dico questo o non dico? Io dico a tutti come è buono avere un pastore. In tutte le mie prediche lo cito, non è perché lui è qui, sapete, ma quante volte ho sentito parole, ho sentito tante cose per causa di questo, ma non mi importa. Io sono così autentico e non voglio nascondere ciò che sento per ciò che dicono. No. Se è amore, deve essere amore vero. Se è un abbraccio, deve essere un abbraccio vero. Chi non ha un pastore, cerchi di avere.
perché tutte le pecore hanno bisogno di un pastore, di una guida, di un condottiere. Grazie a tutti i fratelli che hanno faticato, che si sono impegnati per realizzare questo evento. Ho mandato gli inviti a tante persone, a quelli che hanno iniziato quest'opera dal primo giorno e a quelli che sono arrivati ieri. Per me la gioia è la stessa. Vorrei citare, oggi mi trovo molto emozionato di vedere persone che nel percorso della vita qua in Italia di questi anni, in alcuni momenti non ci siamo capiti o ci siamo scontrati, ma non abbiamo mollato, no, perché a volte non ci capiamo, non siamo d'accordo al 100%, ma continuiamo amici, continuiamo avanti, perché la causa che ci unisce è molto più grande di ciò che ci divide. È Cristo la nostra causa. Quindi io vi ringrazio con tutto il cuore, ringrazio agli operai, al consiglio direttivo della missione qua locale, al mio pastore presidente, con tutto il consiglio direttivo della mia chiesa, della nostra chiesa in Abreu Lima, in Brasile, e ai pastori che sono qui, ai miei amici missionari che sono qui. Sono molto onorato di avere il pastore Versosa qua con la sua famiglia, la missionaria Noemia, e la coppia che è venuta con loro, pastore Renato, Ashley, i bambini. Sono molto felice, i fratelli da Milano, questi amici che il Signore ci ha dato in questi anni. Grazie a tutti fratelli di Firenze che ci hanno accolto, che ci hanno amato, e se Dio e il pastore vorrà, sono qui per continuare. Se Lui dice no, fin qua, è con Lui, perché è Lui il pastore, e siamo sempre pronti per dare passo a passo. Grazie a tutti, grazie ai miei amici, grazie di cuore, grazie a tutti. Vorrei citare la mia moglie, perché voi mi sopportate in chiesa o al telefono, ma lei mi sopporta tutti i giorni. E in un momento di questa missione ci siamo trovati soli. Leggevo quel testo di Paolo che diceva: tutti mi hanno abbandonato, siamo rimasti soli. Davanti a noi c'era chiude, torna, che si fa adesso? Ma lei ha detto: facciamo come Eliseo, prendiamo i nostri bue, i nostri carri, bruciamo tutti, mettiamo sull'altare, e per domani provvederà il Signore. E abbiamo dato tutto e continuiamo a dare tutto, la nostra salute, i nostri giorni, la nostra giovinezza, le nostre risorse, tutto quanto il Signore ci ha affidato abbiamo messo. E vedere questi uomini che non so se domani saranno quello che sono oggi, non dipende da me, non dipende dal pastore. La decisione di essere fedele o infedele è di loro, non nostra. La nostra è questa, di fare quello che stiamo facendo oggi. Voi deciderete se sarete fedele o infedeli, se continuerete o simulerete. È voi. Ma siete voi, ma questa chiesa è testimone di ciò che Dio
vi ha affidato oggi e il pastore vi ha affidato. Quindi grazie Priscilla, perché di questi 10 anni, 7 in mezzo siamo qui. E la gioia del Signore è la nostra forza. Ti amo. Grazie a tutti, fratelli. Dopo. Non stendiamo, fratelli, perché domani c'è culto. Domani c'è culto. E la mia mamma è lì dicendo: ringrazio anche alle sorelle della preghiera di missione, la mattina missionaria in Brasile. Sì, vero. Vorrei ringraziare a tutte le sorelle della orazione missionaria, della preghiera della mattina. Amen. Ringrazio che questo anno il Signore ha mandato la mamma come un rinforzo, come un aiuto, e è qui con noi. E sono contento per tutto. C'è la Josiane, eccola, ecco, che Dio ti benedica, Josi, che anche lei sta mettendo i suoi bui sull'altare. Che Dio ti benedica e ti ricompensi. Ai fratelli che sono venuti dalla chiesa Madureira, un saluto, un abbraccio al pastore Samuele, grazie della vostra presenza. E che Dio vi benedica nel nome di Gesù. E tutti i fratelli qua di Scandici, di Firenze, fratelli, non posso, quelli che fanno parte della storia dal primo giorno, ho detto, tutti che hanno, quando sono arrivato c'era Glauco che scendeva con la cassa e armava e montava e smontava, ho detto, io con questo peso come faccio per salire questo? Avevo 189 kg per salire quelle scale, ma c'era lui. Quindi per ogni tempo c'è stata una soluzione e per adesso continua la provvidenza di Dio, perché la manna ci sarà fino al giorno del Signore. Amen. Voi siete risposta di preghiera. Grazie a tutti. Mia Ancona, che Dio ti benedica. Maurizio, fratello di Poggibons, che è arrivato ieri, ci siamo conosciuti, vedi come il Signore fa, degli amici. Che Dio benedica. Adri, tutti, Dio vi benedica nel nome di Gesù. Eu disse que ia terminar de meia-noite. Io ho detto che finisce questa volta. Amen. Saluto la Chiesa con la pace del Signore. Hanno dato a me l'incarico di fare questo e noi in questa opera siamo gli ultimi arrivati, però voi già da tempo siete entrati nel nostro cuore, nel cuore della missione di Belluno. Siete entrati nel nostro cuore non oggi, un po' di tempo fa, e poi il Signore ha unito le nostre strade. E vogliamo dirvi, la Chiesa di Belluno vuole dirvi che vi ama e vuole dirvi che veramente siete preziosi per noi. Amen. E adesso leggo questo a nome delle basi missionarie. Caro Pastore Victor, cara missionaria Priscilla, con profonda gratitudine e immensa stima desideriamo esprimere il nostro ringraziamento per la vostra dedizione, il vostro impegno e il vostro amore nel prendervi cura della Chiesa del Signore. Il vostro impegno costante è un riflesso dell'amore di Dio. La vostra perseveranza è più che un incoraggiamento per tutti noi. La vostra forza è come un turbine che ci ispira e ci sospinge. Ringraziamo Dio ogni giorno per la vostra vita, siete un dono del Signore. Preghiamo per voi affinché Dio vi dia sempre di più forza, coraggio, discernimento e intelligenza spirituale per portare avanti la sua opera con grazia divina e ripieni dello Spirito Santo. Siate benedetti nel vostro entrare e nel vostro uscire.
Il Signore vi benedica e vi protegga. Il Signore faccia risplendere il suo volto su di voi e vi sia propizio. Il Signore rivolga verso di voi il suo volto e vi dia la pace. Amen. Pace a tutti. Estou um pouco emocionado, né? Sono un po' emozionato, Mas aqui vou tentar falar. ma proverò a parlare. Eu conheço o pastor Vitor há pouco tempo. Io conosco il pastore Victor da pochi giorni, da poco mas- tempo, Mas a característica principal que eu vejo na sua vida, ma la caratteristica principale che vedo nella sua vita, ele é um homem incansável. lui è un uomo incansabile, che non si stanca, instancabile. Ele não mede esforços para fazer a obra de Deus. Lui non misura sforzi per fare l'opera di Dio. Por mais que o médico diga, fique em casa, Per più che il dottore dica devi essere a casa, ele está fazendo a obra do lui Senhor. continua a fare l'opera del Signore. Então a medicina não vai parar este homem. Quindi la medicina non fermerà quest'uomo. O diabo e os seus demônios não vai parar Il este homem. diavolo e i suoi demoni non fermeranno quest'uomo. Porque a força deste homem Perché la forza di quest'uomo vem direto do Senhor. viene dal Signore. E eu vou deixar um versículo para ele. Io lascerò un versetto per lui. Está em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, Em- verso 24. Si trova in Atti degli Apostoli 20 e 24. Que diz assim: Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, Che dice per nulla ho la mia vita per preziosa, contanto que cumpra com alegria con tanto che possa compiere con gioia minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, il ministero che ho ricevuto dal Signore Gesù, para dar testemunho do evangelho da graça de per Deus. testimoniare il Vangelo della grazia di Dio. Em nome da igreja local, nós entregamos nas mãos Nel dos nome della pastores Chiesa locale vorrei consegnare questo pensiero al pastore. uma singela lembrança, Un semplice pensiero, em reconhecimento e em carinho. in riconoscenza e affetto. Amém. Grazie. Alleluia. Vogliamo alzarci in piedi, vogliamo Un pregare per attimo, loro. fratelli. Io ho preparato una cosa per il pastore, perché vorrei onorarlo anche qui oggi. Ma un giorno sono andato a un negozio e vedevo questo grappolo di uva. E ho detto, ma che bello questo grappolo di uva, ben fatto. E li ho preso. E mi piace tanto questo grappolo di uva. E nel 20° anno di presidenza del pastore ho portato un ricordo, un pensiero dalla Chiesa a lui. E in questi 10 anni che il tema parla di gioia, e gioia parla di uva, che parla di vino, questo grappolo di uva, pastore, io vorrei consegnare a te, come un simbolo che in questi 10 anni la Chiesa in Brasile, che hanno detto che io sono stancabile, instancabile, e questo non ho preso dal papà, perché lui è instancabile. E questi capelli bianchi, io so che un bel po' ne ho causato io. Ma sapendo e riconoscendo che da sempre la gioia del Signore, pastore, è anche la tua forza. E questo grappolo vorrei consegnare nel nome della Chiesa a te come ricordo di questa festa, dicendo che è la gioia del Signore che è la nostra forza e cammineremo ancora finché Gesù torni con questa gioia.
glória a Dio. Eu vou dizer a minha parte, né? Cada um diga assim, confessa o seu pecado. É vero. Eles estão pedindo para orar pela gente. Sim. Vamos orar pelo casal missionário que aqui está. Eu tenho orado por ele. Cadê a... O senhor interpreta em português? Fala em português. Aí. O senhor fala em italiano para eles. Ci provo. Eu tenho orado por ele Ha pregato per lui para que Jesus lhe dê saúde. perché il Signore gli riportasse la salute, Que ele tem enfrentado um momento de enfermidade, perché sta affrontando un periodo di infermità. mas Jesus é maior. Però Gesù è più grande. Então vamos orar por ele. Quindi preghiamo per loro. Deus vai fazer coisa grande. Il Signore farà cose grandi. Aleluia. Alleluia. Então vamos orar pelos nossos irmãos. Senhor Jesus, obrigado, Deus. Pela bondade do Senhor nós chegamos aqui. Chegamos em paz. E vamos sair em paz. Levando as boas notícias da tua obra aqui na Itália. Obrigado, Deus, pela vinda dos nossos irmãos ali de Portugal, de Alemanha, que vieram para estar conosco aqui. Que saiam daqui também abençoados por ti. No próximo ano ali em Portugal, faça, Deus, uma coisa excelente também. Obrigado, Jesus, porque tu és maravilhoso. Agora, Senhor, abençoa os meus irmãos. Abençoa este casal, Jesus. 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 Tu és Deus de coisa extraordinária, Jesus. Tu sabe o que passa no meu coração, na minha mente e na minha alma, Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Que a tua mão de Deus esteja sobre os teus filhos aqui na Europa. Faça algo novo neste continente, Jesus. Um continente envelhecido, mofado pelo pecado, mofado pelo desvio, mofado pela falta de fé, mofado pela ingratidão. Mas, Senhor, vem com o sol da justiça queimar todo mofo. Senhor, abre as janelas do céu sobre este continente envelhecido no pecado. E sejam estas sementes aquelas que vão prosperar esta nação e este continente para a glória do teu nome. Obrigado por estes dias, obrigado por esta festa. Alegria, alegria da nossa alma. Obrigado, Deus. Obrigado, Deus. Obrigado, Deus. Obrigado, Deus. Obrigado, Deus. Obrigado, Deus. Leva-nos em paz e permanece com o teu povo em tuas mãos para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, e as consolações do Espírito Santo sejam com todos desde agora e para sempre. Amém. Deus abençoe.